rotte che attraversano il Mediterraneo, delle mille culture, delle civiltà, dei miti e delle religioni. Ecco la città di Trapani, distesa nella sua falce. Una città testimone della storia di tanti popoli, ma anche custode di innumerevoli e inestimabili opere d'arte. La città di Trapani è un tesoro pieno di tradizioni. La città di Trapani, una città legata profondamente alle sue tradizioni, che conserva gelosamente, come quella della processione dei misteri, ispirata alle scene della passione e la morte del Cristo. Sono delle rappresentazioni sacre che furono importate dalle Spagna nel 1500. All'inizio queste processioni si realizzavano con dei personaggi viventi, poi furono sostituiti dai gruppi di sculture realizzati in tela e colla nelle botteghe d'arte di Trapani tra il 1600 e il 1700. Siamo riusciti a entrare nella chiesa del Purgatorio, dove vengono conservati durante tutto l'anno i gruppi sacri dei misteri. Forse il nome di questi artisti dicono poco nella storia dell'arte rinascimentale, ma sono veramente delle opere d'arte. Siamo qua, i gruppi dei misteri sono pronti per uscire, mancano soltanto gli ultimi addobbi, quelli con l'oro, l'argento e tutti i fiori per la grande processione dei misteri. Si apriranno le porte di questa chiesa e usciranno i misteri, quindi vi lascio alla magia di questa sentita processione. Ci vediamo dopo. La Sacra Rappresentazione fu istituita nel 1500 dalla Confraternita del Sangue di Gesù, che 2 secoli dopo si fuse con quella di San Michele e insieme fecero costruire una chiesa per custodirvi i gruppi scultorei. Le spese furono sostenute dai ceti cittadini, cioè dalle categorie economiche poi chiamate maestranze. Ogni maestranza curava e ancora oggi gestisce il proprio gruppo. Apre la processione dei misteri il gruppo della separazione, la Spartenza, con cui inizia la storia dolorosa della passione di Cristo, che si congeda dalla madre alla presenza di Giovanni, il discepolo prediletto. Il gruppo, appartenente al ceto degli orefici e gioiellieri, è preceduto dai confratelli di San Michele in casacca rossa e cappuccio bianco che portano lunghi ceri. Il corteo è annunciato dal cupo e cadenzato rullo dei tamburi. La scena rappresentata da Mario Ciotta non è riferita dai Vangeli e l'artista, attingendo alla tradizione popolare, volle interpretare l'angoscia di ogni madre nel distacco dal proprio figlio. Come si può vedere, il gruppo suscita commozione tra la gente, accalcata ai lati della strada. Difficilmente ci si stanca a guardare quelle immagini, la cui andatura procede al ritmo delle marce funebri eseguite dalle bande musicali. La lavanda dei piedi. Costruito da Mario Ciotta su richiesta dei pescatori sulla base della descrizione che ne fa San Giovanni nel suo Vangelo, il gruppo rappresenta Gesù, San Pietro e un servo pronti a versare l'acqua nella bacinella d'argento. L'artista riuscì a infondere grande umanità ai personaggi di questo gruppo. Umile e dolce il volto del Cristo, manifesta turbamento, amore e devozione,
quello di San Pietro. Il mistero, quasi completamente distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, fu ricostruito dallo scultore Giuseppe Cafiero recuperando tutti i frammenti dispersi dalle bombe. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la processione ha assunto di anno in anno un'importanza crescente, tanto da essere diventata ormai la più bella della Sicilia. Una manifestazione in cui si intrecciano tradizione, fede, arte, folklore. La bellezza artistica dei gruppi, alcuni dei quali sono dei grandi capolavori, affascina pellegrini, turisti e gli stessi protagonisti della singolare manifestazione, che dura in media non meno di 20 ore. Vediamola assieme nel suo lungo e tortuoso giro per le vie dei quartieri, notando come l'amore per la bellezza e l'armonia si manifesti anche nella ricchezza dei rivestimenti d'argento dei personaggi e nella grande cura con cui le maestranze rifiniscono gli addobbi floreali e l'illuminazione dei sacri gruppi. Gesù nell'orto del Getsemani. Il gruppo trae spunto da quanto riferito concordemente dagli evangelisti Luca, Marco e Matteo. Vi sono raffigurati gli apostoli Giacomo, Giovanni, Pietro e un angelo che offre a Gesù il calice della passione. Concesso al ceto degli ortolani, il complesso sintetizza dunque la narrazione evangelica. Raffigurati, oltre all'angelo, il Cristo assorto in preghiera e i tre apostoli in atteggiamento naturalissimo di chi, sopraffatto dalla stanchezza, non ha saputo resistere al sonno ristoratore. Nell'arresto, la descrizione della cattura si deve principalmente a San Giovanni, ma anche gli altri apostoli ne riferiscono, sia pure in modo superficiale. Nel gruppo, che è tra i più ricchi di movimento e di vita, si vede un giudeo che con una lanterna illumina il volto dolente del Cristo, mentre un soldato si accinge a incatenarlo. Il gruppo appartiene al ceto dei metallurgici ed è di autore ignoto. La caduta al Cedron, appartenente al ceto dei naviganti. La fede e la fantasia dell'artista in questo gruppo hanno integrato i testi evangelici creando un'opera di eccezionale bellezza. Nel volto del Cristo, l'autore Francesco Nolfo ha impresso la tristezza del buon pastore abbandonato dalle sue pecorelle e nei volti dei due sgherri la crudele ferocia e le inconfondibili caratteristiche della stirpe cavitica. Siamo arrivati al sesto gruppo che raffigura Gesù davanti ad Hannan. La scena è descritta nel Vangelo di San Giovanni. Il gruppo fu distrutto durante la guerra e ricostruito dallo scultore Domenico Limuli, che raffigurò Hannan in piedi vicino al suo seggio, Gesù tenuto in catene da un giudeo e la guardia che alza la mano coperta dal guanto di ferro per colpire il Nazareno. L'episodio della negazione da parte di Pietro, concordemente riferito dai 4 evangelisti, è perfettamente rappresentato nel gruppo scolpito da Baldassare Pisciotta. Nel gruppo è raffigurata l'Ancella, seduta davanti ad uno scaldino, che rivolta verso Pietro lo interroga. L'Apostolo esprime la negazione col gesto e con l'espressione del volto. Il gallo canta su una colonna e Gesù, sempre incatenato e tenuto da un soldato, rivolge a Pietro uno sguardo di compassione. Il mistero più ricco di personaggi rappresenta Gesù davanti a Erode, un
giudeo che pone sulle spalle del prigioniero un mantello bianco, uno scriba e un soldato. La scena è tratta dal Vangelo di San Luca. Rappresenta Gesù che, interrogato dal re, non gli dà alcuna risposta, mentre uno scriba, il legale di un tempo, lo accusa. Viene deriso, vestito di bianco e rimandato da Erode a Pilato. Il gruppo è affidato al ceto dei pescivendoli. Gli autori del mistero in dotazione ai muratori e scalpellini che rappresenta la flagellazione si ispirarono al Vangelo di San Giovanni quando scrive: allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Gesù è raffigurato legato a una colonna, sanguinante e tumefatto per le botte ricevute, e col volto atteggiato al dolore e a una sublime rassegnazione, in contrasto con l'aspetto feroce dei due aguzzini che non si stancano di colpire. Il gruppo, danneggiato in seguito a una caduta dei portatori nel 1891, fu restaurato e sulla testa del Redentore fu posta un'aureola d'oro. E siamo arrivati al gruppo dei fornai e mugnai, la coronazione di spine. Opera dello scultore Antonio Nolfo che con grande effetto seppe rappresentare il dolore del Cristo e la ferocia dei suoi persecutori, il sacro e il profano. L'autore si ispirò al Vangelo di San Matteo che illustra l'episodio con dovizia di particolari. Indifferenza e gioia crudele è specchiata nel volto del tribuno e in quello del soldato romano, intento a configgere sul capo del Redentore la corona di spine. Angoscia per l'atroce supplizio nel volto sanguinante del Cristo. Pilato poi uscì di nuovo a dire loro: ecco, ve lo mostro affinché sappiate che io non trovo in lui alcuna colpa. Uscì fuori Gesù con la corona di spine e il manto di porpora. E Pilato disse loro: ecce homo. Ma visto che l'ebbero, i capi sacerdoti e i ministri gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Questo il Vangelo di San Giovanni, richiamato nel mistero dell'ecce homo, opera di Giuseppe Milanti, affidato al ceto dei calzolai e calzaturieri. Di Giovanni e Matteo nacque la raffigurazione della condanna del Gesù. Il gruppo, denominato la sentenza, è affidato al ceto dei macellai. Ai brani dei due evangelisti si ispirarono gli scultori di questo bellissimo gruppo, in cui si vede ancora Gesù con la corona di spine tenuto in catene da un soldato, Pilato nell'atto di lavarsi le mani, un servo che gli porge la bacinella, un tribuno che porta la targa con la scritta INRI. Ogni tentativo di salvare l'innocente è stato vano. Pilato ha dovuto cedere alle urla della folla, temendo di dispiacere a Cesare. La sentenza è ormai pronunziata. Per la Pasqua imminente sarà liberato l'assassino Barabba e crocifisso Gesù. L'ascesa al Calvario, il ceto del popolo. Il gruppo fu rifatto nel 1903 perché danneggiato da un incendio. Gli ignoti autori dell'opera si ispirarono al Vangelo di San Matteo quando scrive che i soldati che portavano il Cristo al supplizio incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù.
Il Cristo, sotto il carico della pesante croce, cade tra i sassi del Calvario. Un centurione prosegue la sua marcia trascinando Gesù con la catena, ma pietosamente Simone Cireneo cerca di sollevare il legno per rendere meno grave il peso sulle spalle del condannato e consentirgli di rialzarsi. Una delle donne che segue il doloroso corteo asciuga il volto grondante di sudore e di sangue con un panno in cui rimane impressa l'immagine del Cristo. La luce del giorno se ne va, ma i misteri continuano anche la notte. Ed è proprio la notte che i misteri affrontano la parte storica della città. Quei vicoli illuminati soltanto dalla luce debole delle torce. La spogliazione, affidato al ceto abbigliamento e tessili, è un gruppo che non si riferisce a un testo sacro. Dai Vangeli, invece, si deduce che quando il corteo fu giunto sul Golgota, prima di inchiodare il Cristo sulla croce, lo spogliarono e dopo averlo crocifisso ne divisero le vesti tirando a sorte la tunica. Nel gruppo si vede un giudeo che sta svestendo Gesù, mentre le sue vesti cadono a brandelli lasciandolo seminudo. Il mistero ha una storia travagliata. Nel 1620 fu affidato al ceto dei bottai, poi, con la definitiva scomparsa di questi artigiani, il gruppo fu affidato alla categoria abbigliamento e tessili, che lo riportò agli antichi splendori e fece rivestire d'argento la croce. La crocifissione, l'ultimo atto della tragedia del Cristo. Gli ignoti autori di questo gruppo, gestito da mobilieri, carpentieri navali e falegnami fin dal 1620, non poterono attingere alcun particolare dai Vangeli che non danno notizie sul supplizio. Dunque l'ispirazione per la composizione del gruppo fu affidata alla fantasia degli artisti, che crearono una scena animata molto suggestiva. Il Cristo è già inchiodato sulla croce, che i carnefici stanno sollevando per fissarla al suolo. Un tribuno comanda a un centurione romano e a 2 servi di eseguire la manovra. Distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, il gruppo è stato rifatto ex novo dallo scultore Domenico Limuri, che ha rimodellato le figure del tribuno, del centurione e ha eliminato alcuni errori anatomici contenuti nel gruppo originario, allora realizzato da modesti artigiani. La ferita al costato. Presso la croce del Cristo, ormai abbandonato al suo destino, sono rimasti la madre, Maria Maddalena e Giovanni. Per accertarsi della morte del condannato, un centurione gli trafigge il costato con una lancia. Ne esce un liquido ematico misto a sangue. Gli scultori Francesco e Domenico Nolfo, per creare la loro opera più bella, si ispirarono al Vangelo di San Giovanni. Ne venne fuori un'opera d'arte. Il Cristo ha il capo reclinato nell'abbandono della morte. La Madonna, le mani giunte e un'espressione di dolore nel guardare il figlio ormai morto. La Maddalena, inginocchiata alla base della croce, guarda con terrore il centurione che trafigge il petto del Cristo. Giovanni, il discepolo prediletto, contempla il corpo privo di vita inchiodato sulla croce. Il gruppo originariamente fu dei Funai.
Recentemente, dopo la scomparsa di tutti i costruttori di funi, è stato assegnato alla categoria dei pittori e decoratori. La deposizione. Un uomo del Sinedrio, Giuseppe d'Arimatea, che non era stato d'accordo per la condanna del Cristo, si presentò a Pilato, ne chiese il corpo e, deposta la croce, lo avvolse in un lenzuolo. Giuseppe Milanti, nel realizzare questo gruppo, che fa capo ai sarti e ai tappezzieri, non seguì i Vangeli, ma raffigurò la scena secondo la sua cultura e la sua fantasia. Raffigurò così gli stessi personaggi del gruppo della ferita al costato. San Giovanni che contempla il corpo del Cristo, la Madonna che piange il figlio, Maria Maddalena distrutta dal dolore per la perdita del Maestro. Un'opera d'arte gravemente danneggiata dalla guerra e ricostruita utilizzando i frammenti rimasti, cercando di farla rimanere il più possibile fedele all'originale. Il trasporto al sepolcro. Giuseppe d'Arimatea, avuto da Pilato il corpo di Gesù, lo avvolse in lenzuola di lino per comporlo nel sepolcro. Con lui era anche Nicodemo, un altro ebreo segretamente convertito al cristianesimo. Nel gruppo, lo scultore Giacomo Tartaglia, assieme ai due, rappresentò la Madonna, San Giovanni e Maria Maddalena. La Maddalena e Nicodemo reggono i lembi del lenzuolo su cui è disteso il corpo piagato del Cristo. Dolore e rassegnazione si leggono nei volti di Giovanni e della Maddalena, mentre Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo esprimono soddisfazione per l'azione che stanno compiendo. La Maddalena guarda la scena raccolta nel suo dolore, che si rivela nel gesto delle braccia e nelle lacrime che scorrono sul suo volto. Per più di un secolo il gruppo fu affidato ai corallai. Dal 1790 appartiene al ceto dei Salinai. Sepolcro. La fantasia degli artisti ha voluto rappresentare il Cristo avvolto nella bianca sindone in un'urna di vetro che simboleggia il sepolcro di pietra. Un sepolcro finemente decorato con un globo sormontato dalla croce curato dal ceto dei pastai. L'addolorata è il mistero dei baristi, pasticceri e camerieri e chiude la processione. La Madonna segue il corpo del figlio col volto angosciato, il cuore in mano. Il mantello nero la copre dalla testa ai piedi in segno di lutto. Una statua perfetta anche nelle pieghe del mantello, che hanno un'eccezionale morbidezza, nonostante siano di tela e collo.
storia dei misteri finisce qui. Ancora una volta si è ripetuto un rito che viene rinnovato ogni anno, sia attraverso i costumi d'epoca dei partecipanti, oppure attraverso gli addobbi floreali dei gruppi che avete appena visto. La gente stanca ma soddisfatta ritorna a casa, con negli occhi le immagini bellissime dei gruppi sacri e nelle orecchie le struggenti marce che cadenzano i passi dei portatori lungo il percorso. Con i misteri, Trapani apre ogni anno la sua stagione turistica e dopo la processione, per gli ospiti, per i turisti, la città e la provincia hanno tante sorprese da rivelare. Ci sono tante opere d'arte, ospitalità, gastronomia, spiagge paradisiache, un mare incontaminato e tanto sole nel cuore del Mediterraneo. Signore mio dell'universo, guarda sto mondo che campa parlando, parlare cose capire e lontano, senza capire che siamo uguali, ma la speranza, oh Signore, diversi, nascere in questa terra è disgrazia. Oh Signore, non voglio che stasera una luce in questa terra posso dammi a me sti dà.